Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano, siamo a Los Angeles, finita per oggi molto breve, 200 miglia, Los Angeles, Las Vegas. Siamo qua con un volo privato dove dobbiamo portare delle puttanelle da Los Angeles a Las Vegas che devono mangiarsi tutto il gioco e trombare vecchi e ricchi miliardari. Vabbè raga, direi di partire, facciamo le ultime procedure e partiamo da Los Angeles. Rock and roll ragazzi, sarà chiaramente, sì, sarà un po' scattoso il tutto, dovete accettarlo con tutti gli add-ons, tutti i DLC, tutto di tutto. Purtroppo ci sta in questo tramonto nella città degli angeli. Vai raga, andiamo e spacchiamo tutto. Oh yes. Con questo volo privato ci sono 6 zoccolone ragazzi. E andiamo e scivola. Bye bye Los Angeles. Ragazzi, salutiamo la città degli angeli. Mamma mia, il sole se n'è andato. Sono un po' di luci. Mamma mia raga. Fa un po' fatica, fa un po' fatica. Ok, abbiamo il nostro abitacolo e andiamo, c'è parecchio traffico anche e andiamo verso Las Vegas. Raga, stiamo salendo per 16.000, ormai abbiamo lasciato insomma la città, infatti non possiamo vedere anche più leggero il tutto, adesso è tutto più scorrevole e se zoccolone vogliono arrivare a Las Vegas, non vedono l'ora. 2 bionde, 2 more e 2 rosse. Qua c'è una bella città, tutta illuminata, qua un bel aeroporto, tutto illuminato. E qua c'è il nostro volo privato. Alla fine arrotondiamo a un'ora di volo, dai, che se in realtà è molto meno. Facciamo un'oretta di volo tra atterraggio, partenza, gate, non gate, vaneggi vari. Dai, alla fine ce lo arrotondiamo a un'oretta di volo di esperienza. Mi hanno dato l'ILS 25L, ho messo il tutto nel computer. E ormai è notte fonda. E fra un po' andiamo nella città delle luci, nella città del peccato. Las Vegas! Yuhu! Raga, stiamo arrivando a Las Vegas! Dai che ci siamo, raga, dai che ci siamo. Ma dopo un volo molto tranquillo. Stiamo aspettando il sentiero di discesa. Speriamo di aver azzeccato il tutto. Purtroppo, ecco, l'abitacolo non è bellissimo di sto aereo, che è un aereo di default. Però ti prego, dammi il sentiero di discesa, se no so cazzi. Dammi il sentiero. Eccole qua le luci che illuminano Las Vegas. Ma il sentiero di discesa non c'è. Porca trota. Ci stiamo cagando adesso, figli. Eccoci qua. Siamo proprio nel cuore di Las Vegas, nel cuore. Eccolo qua, yes, 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 yes. Good job, Kume, good job. Ok. Eccola qua, sullo sfondo, la città del peccato. E noi ci stiamo arrivando, mamma mia. Ci sono un po' di luci a Las Vegas. Sopportiamo ste ragazzette qua. Volo privato per il Kume. Guarda che roba. Sì, è qua Las Vegas. E adesso però andiamo. Fa proprio cagare sto abitacolo. Catroia. Fa proprio da scagar. Fa proprio da cagar. Non vedo un cazzo praticamente. Bene, mi sembra positivo.
Mi sembra molto molto positivo. Intanto a sto punto guardiamoci qua. Vai di screenshot, anche se le luci veramente stanno massacrando, cioè non si vede un cazzo praticamente. Buono. Eccoci qua fuori Las Vegas Center. Buono, tra poco chiudiamo anche, anzi, facciamo una bella cosa. Chiudiamo tutto adesso, ciao. Vai Kuma. Siamo un po' in anticipo, che non vedo un cazzo, madonna, ma che cazzo di aereo ho scelto, fioi. Mamma mia, che disastro. Non vedo niente. Uff. Eccoci qua. Frena, frena, perfetto, perfetto. Touchdown. Basta, non userò mai più questo aereo, fa da cagare. Fa veramente da cagare. Siamo arrivati anche a Las Vegas Center. Buono raga, ho salutato il comandante veneziano, aspetto la prossima, i commenti per la prossima tappa. Voglio una tappa europea. Dove volete, andiamo raga. Ciao!